Sta per iniziare una nuova puntata, dietro di noi il nuraghe Asoru. O Basoru. Ci troviamo a San Vito nell'Interland di Cagliari e appunto dietro di noi il nuraghe Asoru. O Basoru. Vi forniremo delle informazioni su questo nuraghe Asoru, O Basoru. ma tutto questo dopo la Sigla! Tutuki duki dai, tutuki duki belli, tutuki duki nai, tutuki duki dimmi, tutuki duki mai, tutuki duki srigni, tutuki duki voi, tutuki duki pigli. Ci troviamo all'esterno di questo nuraghe che, come vedete, è molto vicino alla statale 125. Ci troviamo nel comune di San Vito di Cagliari e questo è un nuraghe che, come già potete vedere qui, ha una camera centrale, una torre centrale abbastanza alta, siamo sui 9-10 metri di altezza, ed è circondato da un bastione trilobato. Il materiale con cui è stato costruito è il porfido e questi blocchi di porfido sono di medie dimensioni, sbozzati e disposti a filari regolari. Qui stiamo vedendo probabilmente il cortile interno con un architrave, una finestrella di scarico superiore e quello che poteva essere l'ingresso lì in basso. Qui abbiamo un architrave che probabilmente segnala l'esistenza di questo passaggio con una scalinata verso il cortile, però qui vediamo un camminamento sopra il bastione e proviamo a percorrerlo. Procediamo sul camminamento del bastione. Ma c'è un'apertura e si può vedere all'interno la camera centrale. La Tholos non è intatta, come possiamo vedere.
Ora, con l'atleticità che ci contraddistingue, proviamo ad entrare. Allora, speriamo di non prendere nessun animale. Che spettacolo! Che spettacolo! Ecco, qui possiamo, una volta all'interno, possiamo notare un pochino meglio che si riesce a vedere che si tratta proprio della comunicazione con l'esterno, quindi del passaggio per l'entrata originaria. Poi, riguardando un pochino meglio, diciamo, questa parte circolare che viene fuori rispetto all'intera parete interna, non sappiamo bene se si può parlare di una sala delle riunioni o comunque di resti, diciamo, di un primo piano. Magari eventualmente, se qualcuno di voi ha un'idea, se ci può scrivere sotto, ci farebbe veramente tanto piacere. Grazie. E con questa immagine in movimento facciamo proprio un salto nel tempo a ritroso dal più 2000 al meno 1500, quindi un excursus di ben 3500 anni. Avete visto il nuraghe Azoru? O Bazoru. Vi ricordiamo di iscrivervi alle nostre pagine Facebook, Instagram e YouTube. La puntata al nuraghe Azoru è finita. O Bazoru. Mi raccomando, venite a visitare questo nuraghe Azoru. O Bazoru. Ciao, alla prossima! Ciao, a presto, ciao!